Allora, buonasera. Chi siamo intanto? Allora, noi rappresentiamo il CFP dedicato Salute, il sottoscritto, che adesso mi presenterò, e Benessere, il collega che si presenterà. Io sono Dario Tessarotto, sono un chimico, sono un naturopata certificato e mi occupo soprattutto di riequilibrio bioenergetico della persona e altrettanto degli ambienti, perché ritengo che proprio la persona stessa in equilibrio deve vivere in un ambiente che risuona e allora si può stare in uno stato di salute che per noi non ha niente a che vedere, sapete, con la medicina. Noi non ci occupiamo di malattie, noi ci occupiamo delle condizioni migliori che possiamo trarre da quello che mangiamo, beviamo e da tutti i rapporti che possiamo avere con l'esterno, no? Per restare completamente in questo stato di salute. È 1 anno e mezzo che stiamo lavorando cercando persone che sono professionisti, ma sono soprattutto persone sincere, persone di cuore, persone che abbiamo in qualche modo, assieme proprio a Dino, che adesso vi racconterà un po' la sua storia, no? Abbiamo valutato meritevoli di elargire volontariamente, come tutti stiamo facendo gratuitamente, informazioni preziose perché non sono normalmente disponibili per le persone. Sì, io Dino Borgo, sono un operatore olistico, sono un terapeuta che mi avvalgo di varie discipline. Mi sono dedicato appunto a questo operato che stiamo collaborando appunto assieme per unire salute e benessere, i nostri comparti appunto di salute e benessere, e ci riteniamo responsabili di questa scelta proprio selezionando sia le persone sia gli argomenti, e vogliamo portare a conoscenza, per quanto ci riguarda, già le nostre competenze che ci permettono di avere questo tipo di esperienza e di selezione sulle persone, su quello che possono essere gli argomenti, di dare informazioni giustamente che non possono essere ritrovate in un canale normale che possa essere il media piuttosto che una rivista o quant'altro, anche perché abbiamo modo di interagire con gli operatori e con i vari terapeuti piuttosto che competenti del settore. Troviamo delle soluzioni anche per quanto riguarda a tutto quello che non viene mai detto. Ecco che noi vogliamo portare a conoscenza questo mondo, per quanto mi riguarda il mondo olistico, dove c'è anche molta confusione, dove c'è anche molta situazione di non chiarezza, e la professionalità per quanto riguarda anche alcune aziende che propongono i loro prodotti, che possono essere prodotti di qualsiasi genere che riguarda il mondo del benessere, e soprattutto strutture, e quindi dove rivolgersi. Per quanto riguarda la salute, per esempio, potrebbero essere il nutrizionista che parla di alcuni alimenti e dove reperirli però nel nostro territorio questi alimenti, quali possono essere le qualità di questi componenti, chi si mette alla ricerca di questo. Ovviamente noi facciamo tutto questo tipo di lavoro capillare e piano piano cominciamo a portare la conoscenza ai vari settori, alle varie persone che sono interessate liberamente di poter partecipare. Non mettiamo nessun vincolo, per cui non soltanto quelli che sono dei claim relativi ai nostri comparti, ma aperti a tutti, anche ai simpatizzanti, perché l'informazione giustamente deve arrivare a chiunque. Sì, oggi si dice ma io vado su internet, io riesco ad avere un sacco di informazioni, e sapete cosa manca? Manca il filtro. Perché come trovate tante informazioni preziose e rare, trovate tante notizie false, trovate miriadi di soluzioni che dicono una cosa e l'esatto contrario, no? Il nostro compito è proprio quello di farvi rapportare con persone
che mettono la loro faccia e soprattutto che vengono qui a raccontare la loro esperienza. Questo pensiamo che sia un modo di interloquire che ha una resa efficace molto superiore alla ricerca dietro la quale non c'è nessuno. Ci sono milioni di persone dietro a internet, ma non c'è nessuno fisicamente, nessuno che mette la faccia, nessuno che si fa carico di una responsabilità di quello che si sta dicendo, di quello che si sta dando come informazione. È un po' la freddezza della nostra società, è una cosa che manca. Crediamo che se vogliamo in qualche modo aiutare uno sviluppo della consapevolezza, uno stare insieme sapendo di più per stare meglio, questo sia quasi un percorso obbligato. Assolutamente, no? Assolutamente sì. Diciamo che facciamo proprio il filo d'Arianna, dobbiamo ripercorrere un po' tutte le informazioni che sono state date e che non hanno magari avuto nemmeno una risposta. Molte persone ci chiedono, ci fanno delle domande molto intelligenti, proprio per capire che cos'è la situazione del momento, del disagio che per esempio una persona sta passando, e abbiamo una soluzione da dare, se non altro. Certo non possiamo risolvere tutti i problemi, però ci diamo da fare proprio per trovare il sistema e, alla base della nostra conoscenza, la persona giusta da proporre. Questo è il CFP congiunto, perché credo che lavorando insieme sia molto meglio che creare delle barriere, delle divisioni, di salute e benessere della provincia di Vicenza. Questo è il nostro progetto, l'unione per collaborare e allargare tutto quello che è l'esperienza che noi vogliamo portare e dare soprattutto a chi viene e farà parte, diciamo, anche di CFP dedicati, ma soprattutto la collaborazione poi si aprirà come una rosa con tutti gli altri comparti, perché noi vogliamo interagire assolutamente non soltanto salute e benessere, ma con tutti gli altri comparti, perché è qui il nostro punto di forza, il punto di partenza, ma anche il focus che noi vogliamo portare avanti. Buona comunicazione.